Da parte del governo Conte da destinare all'emergenza Covid-19. Tra queste nel 2021 prevista l'introduzione dell'assegno unico per circa 3 miliardi. Il testo, non ancora completo, è suddiviso in 243 articoli, 21 capitoli che vanno dal fisco alla sanità, lavoro e famiglia al Recovery Fund. Previsti più fondi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri nella sanità pubblica, maggiori risorse anche per i tamponi e i medici di base con nuovi contratti di specializzazione. 4 miliardi nel 2021 per finanziare le misure anti-Covid e consentire l'adeguamento degli interventi a sostegno delle attività economiche e produttive. Altri 5,3 miliardi per finanziare 12 settimane di cassa integrazione alle aziende in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. 4 miliardi per il fondo sul reddito di cittadinanza. Previsto un fondo a sostegno dell'impresa femminile per promuovere l'imprenditoria femminile. Prorogati i bonus edilizia, bonus verde in materia di riqualificazione energetica, impianti di microgenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La bozza prevede anche la proroga del bonus facciate e del cosiddetto bonus verde con particolari detrazioni su specifici interventi. Arrivano 100 milioni nel 2021 per il rifinanziamento del bonus mobilità, destinato all'acquisto di biciclette elettriche, non monopattini e overboard. Ed infine 4 miliardi per la riforma del fisco del 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Arriva invece la stretta sugli affitti brevi che riguarda chi affitta più di 4 case, che verrà considerato fiscalmente come un'impresa. In ultimo, il bonus bebè per circa 960 euro annui resta in vigore e verrà riconosciuto a tutti i bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.